22 indagati per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e vari reati tributari. Le società coinvolte fanno capo al gruppo Pelonero della famiglia Sferrazza. Sale il numero dei contagi, il governatore Musumeci chiede aiuti allo Stato per l'emergenza nell'emergenza migranti positivi. Immigrati sul traghetto di linea e turisti bloccati a Porto Empedocle, decine di turisti hanno chiesto il rimborso del biglietto per Lampedusa. Dalla biglietteria parlano di un'avaria, ma i passeggeri parlano di ritardi dovuti alle operazioni di sbarco dei migranti. L'assessore regionale all'agricoltura Bandiera chiede l'anticipo della stagione di caccia al 2 settembre. Sorgono le prime opposizioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'hanno chiamata Malebrache dal nome dei diavoli che nella Divina Commedia controllano i dannati. Nella quinta bolgia l'operazione vede 22 soggetti indagati per reati che vanno dall'associazione per delinquere alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio, all'autoriciclaggio, nonché a varie ipotesi di reati tributari. Le società coinvolte nelle indagini sono 12 e fanno capo al gruppo Pelonero degli Sferrazza, nota famiglia di commercianti agrigentini. Fra gli arrestati una commercialista con studio ad Agrigento, ritenuta la mente finanziaria dell'associazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamane al Tribunale di Agrigento presso la Procura, alla presenza del procuratore capo dottor Luigi Patronaggio, dei sostituti Alessandra Russo e Paola Vetro, del nuovo colonnello delle Fiamme Gialle Rocco Lopane, per annunciare le 13 misure cautelari disposte dal GIP di Agrigento Luisa Turco, coordinate dalla Guardia di Finanza. L'operazione è stata denominata Malebranche e ha riguardato complessivamente 22 persone, tra cui 10 le misure cautelari agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, sequestro preventivo nei confronti delle 5 società attive di beni e di automezzi, quote di partecipazione in varie società, che stanno continuando anche le perquisizioni presso le unità degli interessati sia presso le sedi aziendali. Tra gli indagati Gaetano Sferrazza, Diego Sferrazza, Fabiana Sferrazza, Clelia Sferrazza, Maria Teresa Cani, Lorena Argento, Giovanni Lalicata, Graziella Falzone, Vincenzo Locicero, Francesco Maraventano, Mariella Mamo, Veronica Vassallo, Maria Giulia Di Marco, Ignazio Giacchetto, Cristiana Amato, Maria Assuntina Lupo, Nicolò Zambuto, Calogero Licata, Salvatore Noto. I reati vanno dalla bancarotta fraudolenta all'associazione a delinquere, al riciclaggio e autoriciclaggio e a svariati importanti reati tributari. Il meccanismo era quello di creare delle società nuove al fine di accollarsi i debiti della vecchia, creando così un danno ai creditori di circa 5 milioni di euro e così anche nei confronti del fisco. L'indagine nasce nel 2015 a seguito di minacce e atti intimidatori ripetuti verso un curatore fallimentare che curava appunto le funzioni di amministratore delegato della società in questione. Le indagini riguardano le 5 società, tutte riconducibili ad un unico gruppo di famiglia, quello Sferrazza, settori commercio, articoli casalinghi, pulizia della casa, giocattoli, cosmetica, un'indagine corposa e complessa, tutte riconducibili per l'appunto alla famiglia di Sferrazza. Tra gli arrestati anche una commercialista agrigentina, Gabriella Falzone, ritenuta la mente delle operazioni finanziarie, che ha visto coinvolte circa 12 società. Il danno tra l'erario e le aziende coinvolte complessivamente è stato di circa 10 milioni di euro. Il personaggio più noto è sicuramente Gioacchino Sferrazza, noto anche per essere stato presidente della squadra di calcio dell'Akragas e per le sue condotte verso ambienti mafiosi, tra tutti l'aver dedicato la vittoria della sua squadra all'amico Nicolò Ribisi dell'omonimo clan mafioso palmese mentre stava per essere trasferito in carcere. Con un sistema collaudato, un'indagine abbastanza complessa. Sì, è un meccanismo assolutamente collaudato su cui hanno fatto forza i soggetti oggi raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare per avere un enorme vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri operatori del settore. Era un sistema che durava da anni, che
che loro pensavano non sarebbe stato mai scoperto, contando sul fatto che ogni singolo fallimento non sarebbe stato collegato all'altro. È stata proprio questa la differenza dell'approccio investigativo operato dalla Guardia di Finanza, che ha messo insieme tutti questi fallimenti, creando così un link tra gli stessi e scoprendo che era un meccanismo fraudolento. Al momento questo meccanismo coinvolge ben 7 società che chiaramente hanno operato in tempi diversi con il meccanismo sopra descritto e si è verificato anche questo fatto increscioso laddove un curatore fallimentare evidentemente molto attento ha iniziato a fare degli approfondimenti e è stato colpito da questi atti intimidatori per i quali si procede separatamente. Qual è il ruolo della commercialista? La commercialista ha chiaramente un ruolo tecnico, lo svuotamento delle società avveniva mediante atti di cessione di ramo d'azienda che comportano una perizia di valutazione dei beni alla quale chiaramente metteva mani la professionista coinvolta nelle indagini. Giallo a Milazzo, trovato cadavere carbonizzato, si indaga per identificarlo, c'è il servizio. È Giallo a Milazzo, dove ieri a mezzogiorno è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona. Il macrobo rinvenimento è stato effettuato nella frazione Bastione, in una zona impervia denominata Pezza del Pioppo, alla periferia della città. Il cadavere, completamente sfigurato e irriconoscibile, non è stato ancora identificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Il cadavere è stato ritrovato, dopo una segnalazione, nel ciglio di un fondo agricolo. Subito è stata avviata una ricerca sulle persone scomparse nell'ultimo periodo. Il corpo, da quanto si apprende, interamente carbonizzato, si presentava in uno stato che non ha permesso neppure di appurare se la vittima fosse un uomo o una donna e di stabilire l'età. Il fuoco ha devastato il corpo e anche il viso, non permettendone il riconoscimento. Sembra esclusa al momento l'ipotesi del suicidio che era stata avanzata inizialmente. Gli investigatori hanno anche avviato le indagini e probabilmente sentiranno le persone che vivono nell'area del rinvenimento del cadavere. Solo l'autopsia potrà chiarire il giallo e consentire l'identificazione del corpo che dopo i primi rilievi è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Milazzo per un primo esame esterno. Massimo il riservo degli inquirenti sull'indagine. Una crescita lenta ma inesorabile. Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 18 nuovi casi di coronavirus. Lello Casesa. Sono 18 i contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia, concentrati soprattutto nella parte orientale dell'isola. 6 di questi sono migranti a Ragusa, mentre gli altri non sono legati ai flussi migratori su cui invece è concentrata l'attenzione del governo e naturalmente delle forze politiche. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, gli attuali positivi al coronavirus nell'isola sono 224, con 31 pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapie intensive e 193 in isolamento domiciliare. I contagiati dall'inizio della pandemia sono oltre 3.200, rimane stabile anche il numero dei tamponi eseguiti, oltre 3.000 sono state fatte nelle ultime 24 ore, che vede la Sicilia in coda alle classifiche sui controlli rinofaringei per milione di abitanti rispetto alle altre regioni italiane. Catania è la provincia con il maggior numero di casi, con 7 nuovi casi legati al cluster dell'Interland e un totale di 829 contagiati. Segue poi Ragusa, che segna 6 nuovi positivi, appunto 6 tra cui migranti, e Messina con 4 nuovi malati registrati, un totale di 487 casi dall'inizio. L'altro nuovo contagio è a Trapani, dove da marzo si sono registrati in tutto 138 casi. Stabili fortunatamente le altre province: Palermo ferma a 511, Agrigento a 139, Caltanissetta a 188, Siracusa 331 ed infine Enna 439. Una novantina di persone che hanno partecipato a una festa di matrimoni a Nicosia, in provincia di Enna, sono sottoposte a quarantena dopo la notizia che uno degli invitati, che vive e lavora in Germania, è risultato positivo al Covid-19 e è stato ricoverato in ospedale al suo rientro dall'Italia. Tutti gli invitati saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore, mentre si stanno accertando i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio, data del matrimonio. Una delle partecipanti, già risultata
risultata positiva, è stata trasferita a Catania dove è ricoverata. Si tratta di una congiunta dell'uomo. Lui già durante il viaggio di rientro dalla Germania manifestava alcuni sintomi, ma solo una volta arrivato a destinazione, superando quindi i controlli, i sintomi si sarebbero aggravati. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, ascoltato in videoconferenza dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, ha ribadito che occorre che lo Stato si attrezzi al più presto per affrontare l'emergenza. Lello Casesa. Continua a preoccupare la delicata questione dei migranti che, grazie soprattutto al mare calmo, continuano ad arrivare nelle coste siciliane con notevole frequenza. Il tutto avviene naturalmente anche in presenza di persone e turisti e principalmente in un contesto di assoluta emergenza sanitaria. Ed il presidente della regione Musumeci se la prende con il governo, ritenuto per certi versi incapace di gestire la situazione oramai fuori controllo, e grida ad alta voce ai membri del comitato Schengen: ho il dovere di rappresentare al comitato la preoccupazione diffusa tra i cittadini. Se alimentiamo la tensione senza dimostrare che lo Stato ha intenzione di cambiare metodo, trasformiamo una situazione sanitaria in una situazione di ordine pubblico. C'è approssimazione, superficialità e in alcuni casi impotenza da parte degli organi dello Stato nella gestione dei flussi migratori. Non c'è un protocollo che mette insieme le competenze dello Stato e della regione siciliana. Lo dice sempre il presidente della regione Nello Musumeci. Il personale dell'USMAF è e resta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze e a farsi carico degli aspetti sanitari è la Sicilia. Lo ha riportato il governatore dopo essere stato ascoltato dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. L'incontro del presidente Musumeci avviene con il rientro dalla Tunisia del ministro dell'Interno Lamorgese a pochi giorni dai fatti accaduti che riguardano l'aumento degli arrivi dalle coste tunisine, le fughe dai centri di Porto Empedocle e Caltanissette, di timori legati alla diffusione del Covid-19. Il governo centrale, per bocca del suo ministro dell'Interno, ha chiesto all'Europa di far ripartire le redistribuzioni di profughi sospese durante la pandemia. Ricordiamo che ieri 314 tunisini sono arrivati nella notte a Lampedusa, nonostante il sequestro della grande nave madre e l'arresto di 23 presunti scafisti. La tratta Tunisia-Lampedusa è la più battuta in questi giorni di emergenza. Il governo, infatti, dopo la visita a Tunisi, cerca il dialogo con lo Stato tunisino, da cui ha incassato l'impegno a gestire l'emergenza, e un dialogo soprattutto con l'Europa. È necessario far ripartire i voli charter di rimpatrio verso la Tunisia sospesi durante la pandemia per riportare a casa chi non ha diritto al riconoscimento del diritto di asilo. Il Viminale sta alleggerendo l'hotspot di Lampedusa ed ha deciso di inviare 400 militari per un più efficace controllo nei diversi centri di accoglienza dell'isola. Pronto anche il bando per una nuova nave quarantena di 460 migranti che stazionerà, come più volte chiesto dalla sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina, davanti a Lampedusa fino al 31 ottobre, non più a Porto Empedocle. Un'avaria al motore del traghetto Sansovino, prossimo a entrare in banchina a Porto Empedocle, ha impedito ieri notte la ripartenza dello stesso alla volta di Lampedusa. A terra sono rimasti un centinaio di turisti diretti per le vacanze nelle Pelagie, ai quali la compagnia Siremar ha fatto la cortesia di dormire a bordo dell'imbarcazione di linea. Sono partiti questa mattina con il traghetto Cossira, il quale ha svolto una partenza straordinaria nel giorno in cui avrebbe dovuto rimanere fermo. Particolare curioso, dal traghetto in avaria sono scesi ieri sera circa 200 migranti giunti da Lampedusa. Con una dotazione finanziaria di 1,7 milioni di euro, la Regione Siciliana, tramite l'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Due gli obiettivi che si propone l'avviso. Il primo, che mette a disposizione 1 milione di euro, riguarda progetti da destinare ai disabili non gravi e ai soggetti fragili nel campo dell'agricoltura
agricoltura sostenibile, il secondo con 700.000 euro per quelli relativi al raggiungimento dell'uguaglianza di genere rivolto alle donne e alle ragazze. Studi scientifici, evidenzia l'assessore Antonio Scavoni, hanno dimostrato che l'attività agricola come terapia aiuta a migliorare le capacità dei disabili e più in generale dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Con questa misura finanzieremo progetti che mirino all'inclusione socio-lavorativa di persone appunto con disabilità o svantaggiate o di minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura al fine di sviluppare le loro abilità e capacità e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla vita quotidiana. Il secondo obiettivo dell'avviso prevede di finanziare progetti rivolti alle donne per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Si tratta di quei progetti rivolti all'autonomia delle donne, prosegue ancora il componente del governo Musumeci, e quindi le risorse serviranno per esempio a finanziare progetti come parchi ludici per bambini allocati in comprensori lavorativi per permettere alle donne di raggiungere un'autonomia lavorativa. Il finanziamento regionale dovrà essere compreso tra 20 e 50.000 euro e non potrà superare l'80% del costo complessivo del progetto. Il restante 20 sarà a carico del soggetto proponente. Battesimo del nuovo direttivo del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Sembra lontano il 2015, quando quasi tutti gli enti abbandonarono l'università, che poi ha scongiurato la paventata chiusura. Vediamo. Dottore Di Maida, si parte con un nuovo corso, ecco, si può lanciare un appello di fiducia ai tanti giovani che invece di andare fuori possono venire qui ad Agrigento con un'offerta formativa, come diceva il rettore Micari, abbastanza buona? Ma credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato quello innanzitutto di salvare il consorzio universitario. Va dato merito al Comune di Agrigento e alla Camera di Commercio, quali soci fondatori che hanno materialmente salvato il consorzio universitario. Abbiamo fatto un lavoro paziente, per il cui ci è voluto parecchio tempo, però oggi raccogliamo i risultati. Già lo scorso anno siamo ripartiti con un'offerta formativa importantissima, oggi con la nuova governance devo ringraziare l'assessore La Galla, ma il magnifico rettore, per avere scelto delle persone che per professionalità, per competenza, per conoscenza del territorio potranno certamente dare un grande contributo per la crescita di questo consorzio e portarlo verso mete più alte. Quindi la presenza del dottore Mangiacavallo, del professore Lavanco sicuramente sono un valore aggiunto per il consorzio universitario, quindi ormai è un consorzio universitario salvo, solido sul piano anche finanziario, quindi possiamo tranquillizzare tutto il nostro territorio, soprattutto i giovani, che nel consorzio universitario troveranno un luogo in cui potersi formare, in cui potersi studiare senza nessun problema. Noi dobbiamo indicare sempre col nuovo corso una continuità di un'esperienza, ma anche un rinnovamento di questa esperienza. Il nuovo corso che noi immaginiamo guarda molto al territorio, alle esigenze delle famiglie, dei ragazzi che qui possono studiare. Non vogliamo essere ipocritamente ambiziosi immaginando cose che qui non potranno accadere, ma invece dare una risposta concreta a quei tantissimi giovani che fanno una domanda di formazione, e una domanda di formazione come quella di educazione, di servizio sociale, di lingue, che può avere immediatamente una ricaduta lavorativa. Accanto a questo l'idea invece di promuovere aspetti culturali, costituire un comitato scientifico. Oggi qui abbiamo invitato alcune persone, ne cito una per tutte, Michele Guardì, forse persona molto nota nel mondo della televisione, per chiedere a loro la collaborazione per costituire master, attività di perfezionamento che invece possono guardare a dei profili di eccellenza. Presidente, ecco, come parco lei è presente a questa iniziativa e offrirete sicuramente un grande supporto e una grande sinergia. Come? Questa nostra presenza è importante poiché il parco archeologico della Valle dei Templi, che oggi diventa territoriale come è già noto, per la città di Agrigento è importante quale occasione di rinascita, perché la rinascita culturale, il mettere in campo le energie culturali sono certamente alla base del nostro lavoro, la valorizzazione, soprattutto la valorizzazione delle menti. La cosa concreta è il grande
concordamento di idee con il Presidente Mangiacavallo, col quale abbiamo già condiviso una linea di azione volta ad una promozione di attività di produzione tecnico e soprattutto anche di evoluzione sulle attività del territorio e soprattutto della città di Agrigento, che deve essere fortemente considerata quale presenza importante delle menti, dei giovani e vettore di attrattore culturale. Corona da loro a 97 anni, il traguardo di nonno Giuseppe, è il laureato più anziano d'Italia. C'è il servizio. Una laurea da record in Sicilia, protagonista un nonnino di 97 anni, laureatosi in Storia e Filosofia all'Università degli Studi di Palermo con il massimo dei voti. Giuseppe Paternò, nato il 10 settembre 1923, ora quasi alla soglia del secolo di vita, ha raggiunto il sogno di una vita, diventare dottore. Il signor Giuseppe ha conseguito la laurea in studi storici con una tesi sui luoghi storici della città di Palermo. Ha vissuto il fascismo, la guerra, la liberazione, la democrazia e le lotte sociali. Appartenente ad una famiglia povera, ha dato priorità al lavoro, facendo il fattorino e lavorando in una birreria prima di conseguire a 31 anni il diploma di geometra. Grazie a questo è stato assunto dalle Ferrovie dello Stato, dove è rimasto fino alla pensione, quando ha avuto più tempo a disposizione per leggere libri e occuparsi di storia. Nel 2017, a 94 anni, ha deciso di iscriversi all'università, al corso di studi storici e con tanti 30 e lode e in perfetta regola con i tempi della laurea triennale ha terminato il suo percorso e ha discusso la sua tesi nell'aula della Facoltà di Lettere e Filosofia. Alla laurea dello studente modello e da record sono stati presenti i 2 figli, i nipoti e i pronipoti. Scontato il risultato, 110 e lode. Paternò, vedovo da anni, è il più anziano studente italiano e forse del mondo e ha fatto sapere al rettore Fabrizio Micari che ora penserà alla laurea specialistica, che potrebbe arrivare quindi a 99 anni. È in moto la macchina elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Ribera di Matteo Ruvolo, già consigliere provinciale di Agrigento, espressione del centrodestra unito e compatto verso la prossima competizione amministrativa. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella. Matteo Ruvolo, prossimo candidato a sindaco del comune di Ribera. Ecco, gli obiettivi di questa sua candidatura alla luce anche della sua esperienza politica maturata negli anni. Gli obiettivi sono quelli di rilanciare la città di Ribera in assoluta discontinuità con quello che è stato sinora, soprattutto nell'ultimo quinquennio, un paese che è stato tenuto a galleggiare, un paese che è pieno di sporcizia, dove il decoro urbano non è stato curato, quindi bisogna partire dalle piccole cose per poi impegnarsi nel medio e lungo termine alle cose più importanti, intercettare i finanziamenti comunitari e fare in modo di dare una speranza, un futuro ai giovani riberesi. I giovani riberesi, molti sono fuori, tornano e non hanno voglia assolutamente di restare nella nostra città, quindi bisogna assolutamente fare in modo che sia ridata speranza alle nuove generazioni e poi fare da stimolo ed essere accanto ai settori trainanti dell'economia riberese, che sono l'agricoltura, a cui bisogna assolutamente coniugare uno sviluppo turistico. Lo schieramento politico a cui lei fa riferimento? Lo schieramento è ampio, con me ci sono Forza Italia, Fratelli d'Italia, l'UDC, diventerà bellissima, più 2 liste civiche, una che fa capo all'onorevole Mangiacavallo, neopresidente del CUPA di Agrigento, un'altra che fa riferimento all'ex assessore provinciale Mariano Ragusa. Stiamo lavorando, siamo nella fase di definizione delle liste, del programma, sono state già delineate le linee guida del programma che vogliamo offrire alla città per fare in modo che questa città venga fuori dal torpore in cui è stata per molto tempo in questi ultimi anni. Vogliamo far sì che questa nostra Ribera possa ritornare a essere un fiore all'occhiello della provincia di Agrigento, ridando orgoglio e dignità ai riberesi, alle imprese, alle attività, alle famiglie e alle nuove generazioni. Approvati dal commissario straordinario Alberto Girolamo di Pisa lo schema del bilancio di previsione 2020 e il documento unico di programmazione del libero consorzio di Agrigento. C'è il servizio.
Il commissario straordinario Alberto Girolamo di Pisa ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020 e il documento unico di programmazione del libero consorzio provinciale. L'approvazione definitiva del bilancio avverrà nelle prossime settimane con delibera dello stesso commissario con i poteri del Consiglio provinciale, dopo che i revisori dei conti avranno espresso il loro parere obbligatorio. Il bilancio di previsione 2020 contiene una previsione di entrate per un totale di 93.798.694 euro. Sono queste costituite in parte da entrate correnti per 18.520.000 euro, trasferimenti correnti per 23.954.000 euro, entrate extratributarie per 1.600.000 euro, entrate in conto capitale per 40 milioni di euro. Le uscite prevedono spese correnti per 43.150.000 euro e spese per investimenti per 50.423.000 euro. Le spese per gli investimenti sono destinate prevalentemente agli interventi sulla viabilità interna, sulle infrastrutture stradali, all'edilizia scolastica provinciale e alle scuole superiori. Inoltre, anche se ridotti rispetto agli anni passati, sono stati inseriti i fondi per le politiche sociali a favore dei portatori di disabilità grave che frequentano le scuole superiori del territorio provinciale, derivanti da funzioni delegate dalla Regione. Lo schema di bilancio di previsione 2020 ha dovuto tener conto anche del pesante prelievo forzoso da parte dello Stato che quest'anno si aggira attorno ai 10 milioni di euro e che riduce notevolmente la capacità di assicurare i servizi previsti dalla legge in favore dei cittadini. Nello schema di bilancio è stato utilizzato nelle entrate un avanzo di amministrazione pari a 5 milioni di euro e 999.000 euro per destinarli al rimborso di prestiti. A Messina in programma flash mob per infrastrutture e recovery fund al sud, non solo ponte ma anche nuovi aeroporti, eliporti, potenziamento dei porti e ammodernamento delle strade. Vediamo. Si terrà il prossimo 31 luglio alle ore 10 a Messina, in piazza Unione Europea, dinanzi al municipio, il flash mob per il ponte sullo stretto e le infrastrutture. All'iniziativa seguirà la consegna in prefettura di una lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica, al Premier Conte e ai governatori delle regioni meridionali al fine di destinare al Mezzogiorno, proprio in funzione di un'adeguata dotazione infrastrutturale, 71 miliardi di euro, il 34% dei 209 miliardi assegnati all'Italia dall'Unione Europea per l'emergenza Covid. Il documento è espressione di un movimento trasversale nato tra la Sicilia e la Calabria. A promuovere l'iniziativa è Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno. Un movimento spontaneo, si apprende dal documento, per sensibilizzare i ceti produttivi siciliani e calabresi per sconfiggere la rassegnazione dei sussidi, dell'assistenzialismo clientelare e mafioso, dell'intollerabile discriminazione che ha portato all'abbandono del Sud Italia al proprio destino di miseria e povertà. Nel dettaglio il movimento spontaneo chiede l'alta velocità, l'alta capacità ferroviaria da Augusta, in Sicilia, fino ai confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, l'attraversamento stabile dello stretto di Messina, ossia il ponte, già cantierabile, le zone economiche speciali e i necessari adeguamenti delle 15 autorità di sistema portuale e ancora il rafforzamento e l'integrazione dei sistemi aeroportuali esistenti, la digitalizzazione e la banda larga. Non è più possibile, conclude il documento dei promotori del flash mob, immaginare un'Italia a due velocità. Diciamo è un'opera, come si può vedere, un'opera immensa, come dice giustamente lei. Passando dall'autostrada non ci si rende conto di quello che stanno facendo e l'opera in che cosa consiste. È un'opera grandiosa, è una delle più grandi opere d'Italia. Per quanto riguarda gli automobilisti purtroppo è un male necessario e faremo in modo di cercare di venire incontro per alleggerire il traffico, per fare trovare tutti gli espedienti, tutti i sistemi per poter aiutare gli utenti dell'autostrada. Anche oggi in prefettura abbiamo avuto un incontro per lo svincolo di ritiro, abbiamo trovato una soluzione insieme al viceprefetto e al comandante della polizia stradale e dico già questo è un primo passo. Per quanto riguarda poi il resto, oggi ho sentito dire che si possono trovare, diciamo, invece di chiudere subito e fare il doppio senso di marcia come si era previsto per 16 km, si potrebbe tentare di fare questo all'ultimo minuto cercando di deviare un pochettino il traffico sulla strada già esistente. Ripeto, è un'opera che vista da sotto non ci si può rendere conto di che cosa consiste, però evidentemente è un'opera che richiede e noi siamo contenti tutto sommato perché l'impegno nostro della nuova governance che io ho l'onore di presiedere ha dato risultati positivi. Ecco Presidente, per quanto riguarda la bretella annunziata, qual è il problema e quali sono i tempi eventualmente? La bretella annunziata che sarebbe quella di competenza però del Comune,
conosce credo che lei si riferisca a Sayakiddu. È un discorso che avrebbe potuto alleggerire l'uscita dello svincolo di ritiro e l'ingresso, però a quanto pare a tanti anni dalla sua realizzazione ci sono delle criticità che vanno affrontate e mentre prima si prevedeva che entro settembre avrebbero terminato, pare che la situazione sia molto più pesante, per cui si parla di anni. Mi sembra che quella è una soluzione che purtroppo a breve non si può praticare. Ripeto, per quanto riguarda il flusso del traffico abbiamo trovato oggi questa soluzione in prova, si chiude lo svincolo per chi viene da Catania, non può più uscire a Ritiro, esce a Boccetta, chi viene da Palermo invece può proseguire e sotto nella strada di competenza comunale sarà regolato il flusso e il traffico in modo diverso, utilizzando la rotatoria finale, un problema che dura da anni, è un'autostrada vecchia di 50 anni. È un'autostrada che non ha avuto manutenzione così come avrebbe dovuto avere. Quello che stiamo facendo noi è il massimo delle nostre possibilità e dal punto di vista dell'organico che abbiamo e dal punto di vista economico. Io praticamente è un anno che presiedo il CAS e vedo che in un anno tante criticità sono state eliminate. Certo, bisogna avere pazienza, non è che si può fare oggi dall'oggi al domani, non abbiamo la bacchetta magica. Purtroppo noi, devo dire con grande tristezza, non siamo a Genova ma siamo in Sicilia, mentre là si è provveduto con tutte le deroghe possibili, qua purtroppo dobbiamo seguire quello che la legge ci dice di seguire. Ecco, ha visto? Sono delle situazioni che io per la verità non mi vergogno, perché quello che stiamo facendo non mi sento di dire di potermi vergognare, perché più di quello che è stato fatto non si può fare. Tutti quanti vergogna, inefficace, inefficiente, di tutto e di più. Io ritengo che queste critiche a noi non possono essere rivolte perché è un problema che noi abbiamo affrontato da un anno e in un anno tante cose sono state fatte. La pavimentazione della Messina-Catania, si farà la pavimentazione della Messina-Palermo, si è provveduto per l'accordo quadro per il verde, per l'illuminazione, tanti sono i progetti che sono partiti approvati. Purtroppo molti sono fermi al MIT, molti sono fermi perché non c'è finanziamento, però quello che noi abbiamo fatto e che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. In Sicilia nuovo collegamento diretto Catania-Olbia, i dettagli nel servizio. Nuovi collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna. Ha preso il via nei giorni scorsi un terzo collegamento aereo diretto tra Catania e Olbia e viceversa, operato nella giornata di venerdì da DAT Voli di Sicilia. Il vettore garantisce l'unico servizio senza scalo tra la Sicilia orientale e il nord-est della Sardegna, con ben 3 voli settimanali andata e ritorno. Oltre a quello appena introdotto, vi sono altri 2 collegamenti settimanali ogni giovedì e ogni domenica. Da agosto saranno ben 24 i voli giornalieri effettuati da DAT Voli di Sicilia, da e per gli aeroporti di Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Trapani. Tutti i collegamenti sono operati con i confortevoli e affidabili ATR 72, aeromobili a 66 posti di recente costruzione italo-francese. I collegamenti sono a costi accessibili con una tariffa lancio a partire da €55. Allora, ci parli un po' di questa tratta Sicilia-Sardegna. Questa è una tratta che abbiamo iniziato l'anno scorso per la prima volta a titolo quasi sperimentale, ma sapevamo che poteva essere una buona tratta e l'anno scorso così è stato, ha rispettato perfettamente le previsioni di budget, abbiamo avuto risultati soddisfacenti, tant'è che quest'anno abbiamo deciso di aumentare anche la frequenza, che ora anziché 2 avviene 3 volte settimanalmente, il giovedì, il venerdì e la domenica. Quest'anno come l'anno scorso abbiamo dato vita a tariffe promozionali molto aggressive di €55 e nonostante la crisi del Covid, che ovviamente ha drasticamente ridotto il traffico, i primi dati sono decisamente incoraggianti. Contiamo sul fatto che entro la fine della stagione riusciremo ad avere risultati positivi e più che soddisfacenti. Una scommessa quella della DAT, ecco, scommettere su una tratta Sicilia-Sardegna, cioè 2 mete di solito, ecco, che importano turisti, invece qui una esporta e anche l'altra potrebbe esportare. È proprio così, noi stiamo esportando turisti soprattutto dalla Sicilia, infatti gran parte della nostra clientela è di origine siciliana. Per il 70% circa la clientela è costituita da gruppi familiari, gruppi che comunque vengono a cercare le bellezze della Costa Sarda, diretti ovviamente ai posti più famosi.
ma ci auguriamo che accanto a questo interesse possa nascere un interesse per tutto il resto della Sardegna, che soprattutto nel proprio interno nasconde alcuni tesori tutti da scoprire, tesori paesaggistici, enogastronomici e anche tesori culturali sottovalutati ancora oggi. Un grande segnale per la Costa Smeralda e per la Sardegna il ritorno della DAT, perché ecco, con questo Covid abbiamo visto che non tutti i vettori hanno ripreso. No, noi non abbiamo mai interrotto in quanto svolgiamo in Sicilia un servizio di continuità territoriale, per cui anche nel periodo più intenso dell'allarme Covid abbiamo dovuto continuare a volare. Stiamo facendo prezzi popolari tutte le volte che è possibile. Ci rivolgiamo ad un mercato che anche in Sardegna si sta estendendo al di là del puro mercato VIP. Come viene accolta la DAT qui ad Olbia e nella Sardegna con questa politica di prezzi bassi? Direi che Olbia ci ha accolto decisamente a braccia aperte. Già l'anno scorso si sono dimostrati estremamente disponibili nei nostri confronti e quest'anno ugualmente troviamo un ambiente, direi, decisamente amico qui. A San Vito Lo Capo, incendio nella riserva naturale di Monte Cofano. Vediamo. Un incendio che ha sfregiato il patrimonio ambientale di due territori, quello di San Vito Lo Capo e Custonaci. Comincia così il duro commento del sindaco sanvitese Giuseppe Peraino in merito al rogo divampato ieri sera sul Monte Cofano dal versante del Golfo di Macari e che ha poi raggiunto la vetta. Ad avvistare i primi punti fuoco in tutto 4 gli appostati presso la torretta Sparaggio. Sul posto subito una veicolare con addetti dell'antincendio regionale. In breve tempo i mezzi salivano a 5, solo un'ora più tardi arrivavano anche i vigili del fuoco del locale di staccamento. I mezzi della forestale sul posto erano veicolare Zingaro, veicolare Scurace, veicolare Costa Larga, autobotte 2 e veicolare Erice. Un gesto vile che lascia profondamente amareggiati, continua ancora il sindaco Peraino, un'azione criminale da condannare fermamente, auspicando che il colpevole o i colpevoli venga individuato e punito. Rivolgo un appello ai cittadini e ai turisti, dice ancora Peraino, affinché segnalino immediatamente agli organi preposti la presenza anche solo di piccoli focolai per consentire interventi tempestivi, impedendo che fatti gravi di questa portata possano ancora ripetersi con questa violenza distruttiva. Il vasto incendio divampato in provincia di Trapani potrebbe essere stato alimentato dal vento di scirocco, ma non si esclude la natura dolosa. Le fiamme erano visibili sia dal lato del Golfo di Bonaggia che da quello di Macari. Per il sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, che non ha dubbi sulla matrice dolosa, si tratta dell'ennesima azione criminale perpetrata ai danni del nostro patrimonio ambientale. Vedere bruciare la riserva di Monte Cofano suscita rabbia e forte indignazione, ha detto, per i cittadini di Custonaci, dell'intero territorio trapanese. Scempi di tale portata sono inaccettabili. Gli ultimi focolai sono stati spenti intorno alle 5 di stamane, ore di super lavoro per le squadre di soccorso che hanno lavorato tutta la notte per scongiurare il rischio che l'incendio potesse propagarsi ulteriormente. Le fiamme hanno iniziato a divorare la montagna intorno alle 21, facendola sembrare un cratere in eruzione. Oggi sarà il giorno della resa dei conti e soprattutto della conta dei danni sicuramente enormi e del tentativo di trovare tracce che portino ai criminali autori di questo devastante incendio. Al momento è solo una proposta, l'idea però che la stagione della caccia possa partire il 2 settembre, presentata dall'assessore regionale all'agricoltura di Bandiera, fa già salire sulle barricate Legambiente, l'IPO e WWF che hanno presentato una diffida a questo calendario venatorio. Così come formulato, scrivono in una nota le 3 associazioni ambientaliste, sarebbe illegittimo perché ripropone le medesime disposizioni già ampiamente e costantemente censurate dal giudice amministrativo. L'Acragas gioca per vincere, questo l'obiettivo presentato dall'ex presidente, oggi vice, Giovanni Castronovo. Sentiamolo. Penso che la determinazione di Sonia l'avete notata dalle sue parole ed è normale che un'imprenditrice del suo livello, per spostarsi da Milano, non viene qua a passarsi il tempo. È normale che vuole realizzare qualcosa di bello, non soltanto in termini economici ma anche di realizzazione di un progetto sociale, di sviluppo di una città alla quale si è subito legata e per la quale subito
si è instaurato un feeling particolare, quindi al 99% si riparte dall'eccellenza, ma si riparte dall'eccellenza con grandi ambizioni. Certamente l'Agragas deve partire per giocarsela per vincere. Qui è inutile che noi ci nascondiamo dietro un dito e neppure mandiamo a dire che giochiamo, l'Agragas sarà la squadra da battere. Saremo tra il novero delle squadre che lotterà ovviamente per la vittoria finale. Faremo di tutto per cercare di centrare l'obiettivo, consapevoli del fatto che quest'anno sarà un'eccellenza molto difficile, perché squadre come il Mazzara, come la Nissa, come il Canicattì, il Pro Favara e la San Cataldese si sono attrezzate abbastanza bene. Speriamo che il nostro girone non mettano l'Enna, perché a quel punto sarebbe veramente un campionato formidabile, secondo me più forte della Serie D, e a quel punto ci vuole una squadra di ottimo livello, che certamente non mancherà al bravo ed esperto Ernesto Russello costruire, e essere all'altezza intanto del nome di Agrigento, di onorare la maglia e sudarla in ogni partita, in ogni allenamento, e poi di cercare di raggiungere l'obiettivo di lasciare questa categoria che per la città di Agrigento ci sta stretta. Biondo e Licata hanno firmato ancora per l'Agragas, anche Gambino potrebbe indossare ancora la maglia dell'Agragas. Io a Gambino un'altra maglia non lo vedo, sinceramente, quindi diciamo c'è un rapporto di intenso amore, lui con la maglia dell'Agragas e noi nei confronti di lui come ragazzo e come calciatore, quindi penso che al suo ritorno dalle ferie, con ovviamente la provvidenziale intervento di Ernesto Russello, penso che sarà un matrimonio che basterà poco per concretizzarsi, quindi è una persona sulla quale abbiamo puntato, che ha fatto una scelta di vita l'anno scorso, e quindi non penso che la rinneghi, malgrado le tante richieste che ha, perché ovviamente è ancora un giocatore ambito. Penso che posso anche, come dire, sbilanciarmi dicendo che al 90%, per non dire di più, Gambino sarà ancora il centravanti dell'Agragas. Penso proprio di sì. Ci sono tutti i presupposti, perché quando due persone vogliono fare un matrimonio le condizioni ci sono, e quindi partiamo dallo zoccolo duro dei riconfermati, questo a dare dimostrazione che l'anno scorso il lavoro del tecnico non è stato da buttare via, perché quando poi in un'ossatura di squadra titolare confermi 4-5 elementi, capisci bene che l'anno scorso comunque hai seminato. Non è la scorsa stagione sei partito da zero, c'erano 11 undicesimi nuovi, qui quantomeno parti da uno zoccolo duro l'anno scorso, rinforzato non solo con elementi di categoria e di categoria superiore, ma soprattutto con elementi di grande fame, che sono quelli che cerca Di Gaetano, fame calcistica, voglia di vincere e soprattutto uomini, perché in alcuni frangenti della stagione e per alcuni calciatori uomini non lo sono stati, perché se lo fossero stati avremmo vinto il campionato. Quindi facendo ammenda dei nostri errori, perché per prima abbiamo sbagliato noi, cercheremo degli uomini veri, soprattutto fuori dal campo, mentre in campo, e poi con la mano saggia di Ciccio Di Gaetano, penso che quest'anno quantomeno Agrigento Sportiva e i tifosi dell'Agragas si divertiranno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.